La Sicilia potrà contare su 6,8 miliardi di euro per portare avanti lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio nei prossimi anni. È il frutto dell'accordo per il Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2021-2027 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Regione Siciliana, firmato ieri pomeriggio al Teatro Massimo di Palermo alla presenza dei sindaci dell'isola e delle autorità civili, religiose e militari. L'intesa garantirà 5,5 miliardi la copertura finanziaria a 580 interventi in 9 diversi ambiti, con ulteriori 1,3 miliardi il cofinanziamento regionale al progetto della costruzione del ponte sullo Stretto, ponendo la Sicilia al primo posto tra le regioni per risorse assegnate. Nel dettaglio la parte più consistente delle somme, circa 2,5 miliardi, è destinato all'ambiente, alle risorse naturali. Agli 800 milioni previsti per la realizzazione dei termovalorizzatori si aggiungono tra gli altri finanziamenti per le risorse idriche 527 milioni, per i rifiuti 164 milioni, per la depurazione 354 milioni, interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e all'erosione costiera circa 700 milioni. Nell'ambito dei trasporti e della mobilità è assegnato 1 miliardo di euro, di cui 710 milioni serviranno a interventi di manutenzione stradale per nuove infrastrutture viarie. A competitività e imprese vanno 548 milioni, a sociale e salute 392, di cui 271 milioni includono investimenti in strutture e attrezzature sanitarie, riqualificazione urbana per 100 milioni, alla cultura 182 milioni. L'istruzione e formazione previsti 80 milioni, per il settore energia 67 milioni, infine alla lileazione, capacità amministrativa, assistenza tecnica andranno 89 milioni. 331,9 milioni di risorse FSC 2021-2027 saranno destinati al cofinanziamento dei programmi europei della Regione Siciliana. A questi fondi si aggiungono 234 milioni di euro di anticipazione FSC. La Regione Siciliana, nella definizione della programmazione riguardante il Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-27, ha beneficiato del supporto della Cassa Depositi e Prestiti. Il Ministero guidato da, consentitemi di dirlo, da un amico, l'amico Fitto, che conosco da tanto tempo, al quale mi lega un rapporto di amicizia ma anche di stima politica. E questo è importante. Vi è una stima politica che si è consolidata oggi anche in un confronto istituzionale di leale cooperazione e collaborazione trasparente. Ci sono stati momenti di difficoltà in cui ci siamo confrontati, ma ho trovato in lui, e la Sicilia ha trovato in lui, una persona pronta al dialogo, ma pronta anche a chiarire alcuni punti perché l'interesse del governo nazionale andavano tenuti fermi. E questo è stato un appuntamento che oggi registriamo con grande soddisfazione. Di questo non posso logica della collaborazione solidale di carattere costituzionale tra organi dello Stato, la nostra Costituzione che prevede un principio sacrosanto, che gli organi dello Stato di vario livello di entità devono collaborare tra di loro, cooperare, aiutarsi, e questo l'abbiamo fatto. Io vorrei fare un passo indietro per raccontare il lavoro e la strategia che c'è alla base di quello che noi facciamo oggi. Perché le cose difficili, le cose che richiedono tempo, le cose che richiedono molto lavoro, spesso sono anche le più difficili da raccontare e da far passare, no? Ciò non toglie che raccontano la responsabilità delle classi dirigenti. Allora, come arriviamo noi alla firma di questo accordo di oggi? Quando questo governo si è insediato, noi abbiamo deciso di approfondire la materia dei fondi di sviluppo e coesione. Voi sapete che i fondi di sviluppo e coesione sono per eccellenza i fondi che servono, le risorse che servono a combattere la disparità tra i territori. E noi sappiamo che l'Italia è una nazione nella quale di divari ce ne sono diversi, quello più noto di tutti tra il nord e il sud, ma c'è anche quello tra la costa tirrenica e la costa adriatica, ci sono le disparità all'interno delle stesse regioni. Abbiamo deciso di capire quale fosse lo stato di utilizzo di queste risorse, che sono estremamente preziose,
Ministro Fitto, che è competente per questa materia, come è competente della materia del PNRR, ha incontrato tutti i presidenti di regione e ha fatto un approfondimento, uno studio sullo stato d'attuazione della vecchia programmazione di queste risorse, perché queste risorse vanno avanti per cicli di programmazione. Il risultato è stato, diciamoci la verità, abbastanza avvilente. Nella vecchia programmazione dei fondi sviluppo e coesione, programmazione 2014-2020, allo Stato su 126 miliardi di euro disponibili ne risultavano spesi 47. Ora, Presidente Schifani parlava di provocazione, io non penso che sia una provocazione, io penso che sia un fatto di responsabilità, fare in modo che in una nazione come l'Italia risorse che sono estremamente preziose non vadano disperse. E allora noi ci siamo interrogati su come questo potesse avvenire. Abbiamo avviato questo confronto con i livelli istituzionali, con le regioni. Voglio ringraziare ovviamente tutti i presidenti di regione per la loro collaborazione. All'esito di questo confronto, sia sulla vecchia programmazione, sullo stato dei lavori della vecchia programmazione, sia sulla nuova programmazione, che è quella della quale stiamo parlando, abbiamo dato vita a questo decreto che si chiama Decreto Sud. Decreto Sud riorganizza i fondi di coesione, istituisce gli accordi di coesione.